Quali sono i motivi per fare un corso di Veneto? Beh, i motivi sono tanti, ognuno può avere i propri motivi, ma secondo me tre sono assolutamente imprescindibili. Prima di tutto, sapere perché il Veneto è una lingua, finalmente aver chiaro perché il Veneto è una lingua e non è un dialetto dal punto di vista proprio della sua grammatica, della sua struttura, non tanto del prestigio della storia, la sua struttura. Il secondo motivo è collegato, è anche vedere per che motivo il Veneto è utile, qual è la sua utilità, qual è l'utilità del bilinguismo in generale, ma soprattutto qual è l'utilità del bilinguismo con la lingua veneta e da cosa lo si potrà capire confrontando le caratteristiche del Veneto con l'italiano, sì, ma anche con l'inglese, il francese e il tedesco, individuando delle somiglianze o delle uguaglianze incredibili e che sicuramente non vi aspettate, e sono anche tante. E infine, prima sapere, poi vedere, e in ultimo saper comunicare, quindi saper utilizzare la lingua esattamente per com'è, conoscerne le funzioni, conoscerne i suoni, le lettere, l'alfabeto, le regole grammaticali e saper anche leggere e scrivere. Questo è conoscere una lingua. Se poi anche la nostra lingua, meglio conoscerla bene, visto che ce l'abbiamo dentro la nostra testa. E se è invece la lingua della comunità dell'area veneta, anche quello è un ottimo motivo per volerla imparare bene. Allora ci vediamo al corso di Veneto con Veneto Segreto il 14, il 21 e il 28 di ottobre. Ciao!